Oggi siamo qui in piazza dopo essere arrivati questa mattina ad aver trovato nuovamente delle scritte intimidatorie, fasciste ed omofobe sopra la porta della nostra sede. Auguri di morte a gay e comunisti, frasi inneggianti a Mussolini e la maniglia della porta di Velta. Per il terzo giorno consecutivo la sede delle associazioni studentesche veneziane è stata vandalizzata e questa volta con messaggi e danni più gravi dei precedenti. Dopo le croci celtiche disegnate sulla vetrata e il lancio di un oggetto coperto da un telo nero. Ma gli studenti non si fanno intimorire. Siamo pronti a scendere in piazza per ripetere che Venezia è una città antifascista e che noi continueremo a fare aggregazione all'interno dei nostri spazi, negli spazi scolastici, universitari, all'interno delle piazze, nei quartieri, nei sestieri e continueremo a lottare per una città antifascista. In tutto questo il governo e le istituzioni, Ca' Foscari, UAV, il Comune di Venezia e l'amministrazione comunale rimangono in silenzio. Il silenzio in questo caso è complice. E proprio per non tacere, gli studenti si sono ritrovati nel pomeriggio in oltre 300 con striscioni, cartelloni in campo Saffa Venezia. Il problema non sono solo gli atti vandalici che subiamo ogni giorno sulle nostre sedi e anche in giro per la città, o le scritte sulle pareti della nostra sede che inneggiano a Mussolini, ma sia le realtà che queste azioni le compiono, quindi le associazioni giovanili, i partiti giovanili di estrema destra, sia le istituzioni e i partiti di maggioranza del governo che non si dissociano da questi eventi e che soprattutto fanno sentire queste persone con le spalle coperte. Pretendiamo l'immediato scioglimento di queste realtà, che l'antifascismo sia un valore fondante del nostro paese come è scritto nella Costituzione e che le istituzioni e i partiti prendano provvedimenti.